Salve, dopo aver fatto una breve panoramica sulla nuova interfaccia grafica del sito, quindi sulla nuova impostazione dell'home page, andiamo ora a vedere come si caricano i contenuti, quindi i testi, le immagini, i file. Per fare questo dobbiamo accedere al pannello di controllo. Per accedere al pannello di controllo dobbiamo andare sopra dove è l'indirizzo della nostra home page e digitare admin. Quindi abbiamo accesso al pannello di controllo. Arrivati a questo punto digitiamo le nostre credenziali di accesso, che di solito sono l'indirizzo mail e una password che preventivamente ci ha fornito Feniarco. Quindi clicchiamo login ed entriamo nel pannello di controllo. Come avete visto, io sono potuto entrare perché ho una mail e una password e sono uno users, come vedete qui nel menu a sinistra. Quindi voglio un attimino farvi vedere il menu users, in cui sono elencate 3 persone che possono avere accesso al sito. Se io volessi eliminare un account e quindi non dare più la possibilità ad una di queste 3 persone di entrare e gestire il sito, non devo fare altro che premere il pulsante elimina con il tasto rosso e l'icona del cestino. Se altrimenti voglio inserire una nuova persona che gestisca il sito e quindi possa variare ed aggiornare i contenuti del sito, non devo fare altro che cliccare sul tasto verde e quindi inserire i dati della persona e confermare. Detto questo, dal menu che vedete qui sulla sinistra, vorrei ora esaminare in questo tutorial il menu Media Library. Perché? Nel menu Media Library sono archiviati, quindi nel sito nella Media Library sono archiviati tutti gli allegati. Gli allegati non sono altro che tutti i file PDF, moduli di iscrizione, bandi, regolamenti, file di qualsiasi genere che poi noi alleghiamo nelle pagine che poi andremo a costruire. Lo stesso dicasi per le immagini, quindi tutto l'archivio immagini che noi pian piano costruiamo e archiviamo nel sito. Dico questo perché è necessario memorizzare questi file prima della costruzione della pagina stessa, così abbiamo già questi file in archivio già nel sito e possiamo utilizzarli immediatamente, altrimenti ci creerebbe una perdita di tempo. Quindi prima della costruzione di qualsiasi pagina, se sappiamo già che in quella pagina abbiamo bisogno di alcuni allegati o alcune foto o altro materiale, dobbiamo prima, archiviare questo materiale nella Media Library. Se ad esempio dobbiamo scegliere un'immagine, quindi andiamo nell'archivio immagini del sito, queste sono tutte le immagini che noi abbiamo attualmente archiviate nel sito. Se dobbiamo ovviamente prendere un'immagine al di fuori di queste che abbiamo già archiviate, non facciamo altro che premere il tasto verde. In questo caso abbiamo delle difficoltà di rete, scusate, vediamo se riusciamo. Ecco il tasto verde e quindi andiamo in un ulteriore sottomenu in cui abbiamo seleziona le immagini da caricare, quindi io vado nel mio computer, nella memoria del mio computer, scelgo la cartella da cui devo, devo importare le immagini, in questo caso prendo una cartella che scelgo una cartella qualsiasi e importo per esempio un'immagine, diciamo questa immagine, la importo e il computer subito, come vedete, mi fa un'anteprima dell'immagine e sotto mi mette le dimensioni, le diverse dimensioni con cui ha salvato la stessa immagine che ho importato. Quindi automaticamente nell'importazione dell'immagine il computer mi ha salvato un'immagine ad alta definizione 1920 x 1080, una a medio-alta risoluzione 1140 x 760, poi 640, 550 e 320. Questo, se vi ricordate, nell'home page noi abbiamo l'immagine del blocco 1, quella emozionale grande, e poi abbiamo le immagini del blocco 2 che sono più piccole, poi del blocco 3 e via discorrendo. Quindi il computer si è già fatto in archivio delle immagini adatte per ogni dimensione
che è richiesta nelle pagine nel sito o nelle diverse posizioni, insomma, dell'home page. Quindi importando una sola immagine, il computer automaticamente me ne ha salvate 5 di diverse dimensioni. In questo caso è stato possibile perché l'immagine che io ho selezionato è un'immagine ad alta definizione, come vedete 4128 x 2322, un'immagine altamente risoluta, e il computer ha potuto realizzare queste 5 diverse soluzioni. Se io vado a prendere un'altra immagine che magari presenta una risoluzione inferiore, posso andare a vedere un'immagine del tipo questa. Vedete che essendo di più bassa risoluzione, già l'immagine stessa è 893 x 411, il computer non ha potuto memorizzare i file per le prime due posizioni, diciamo, mentre mi ha memorizzato soltanto 3 diverse dimensioni che sono più basse della risoluzione originale. Ed in questo caso io questa immagine potrei utilizzarla solo in quelle posizioni che richiedono questa risoluzione, ma ad esempio non posso mai utilizzarla per il blocco 1, il blocco emozionale, che richiede una definizione maggiore. Quindi fatto questo, selezionate le immagini. A questo punto, per importarle nel sito, nell'archivio del sito, non faccio altro che carica, devo premere il pulsante carica le immagini selezionate. Faccio carica, attendo che il caricamento avvenga. In questo caso è un po' lentino, ma anche perché l'immagine è abbastanza molto definita e quindi pesante, quindi richiede più tempo del caricamento. Quindi fatto questa operazione, io mi ritroverò le immagini che ho selezionato e caricate nell'archivio, ce l'avrò sempre presenti nell'archivio del sito e potrò utilizzarle in tutte le pagine. Attendiamo ancora un po' il caricamento, sta quasi completando il caricamento della prima immagine. Ecco, la seconda è stato velocissimo perché l'immagine era di bassa risoluzione e queste immagini le troveremo nell'archivio. Ecco, questa era l'immagine del core associato a Feniarco e l'altra immagine, scusate, mi è passata, ce l'avremo caricata da un'altra parte che adesso momentaneamente non trovo. Vabbè. Ce l'abbiamo caricata. Finisco qui questo tutorial perché adesso nel prossimo tutorial andremo proprio a vedere la costruzione, quindi la realizzazione di una vera e propria pagina con tutti i materiali che abbiamo già precaricato nella nostra Media Library e quant'altro. Grazie e al prossimo tutorial.